Non bastavano le restrizioni imposte dai protocolli Covid, ci si è messo anche il maltempo che per tutta la giornata di domenica ha rovesciato sulle Dolomiti pioggia e neve come non ci fosse un domani, sicché le prime due gare d'apertura dei mondiali 2021, valide per la medaglia di combinata, sono state annullate. Condizioni proibitive per la sicurezza degli atleti hanno imposto lo stop e per il recupero si attendono le decisioni dei tecnici. Incertezza anche per i due Super G di martedì perché le previsioni meteo dicono che il tempo volgerà il bello tra un paio di giorni. Nell'attesa si parla della cerimonia inaugurale dell'unico evento sportivo autorizzato in pandemia. Sotto la pioggia e nonostante la neve, insomma, è stato comunque un momento che ha dato un segnale di ripartenza. Lo sport nel mondo riparte da Cortina e questo comunque è un segnale estremamente positivo. La sfida più ardua è perciò quella di portare lo sport della neve oltre il Covid e di scrivere una nuova pagina di storia per la regina delle Dolomiti. Con orgoglio il sindaco Ghedina ha parlato di mondiali simbolo dell'Italia che riparte e vince in un contesto in cui Cortina è di nuovo protagonista 65 anni dopo le Olimpiadi del 1956 e oramai in fermento per ospitare l'evento in tandem con Milano nel 2026. Grandi momenti di suggestione, emozionante la discesa del tricolore portato dai carabinieri del reparto di Cortina assieme agli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza, la storia di Cortina, della principessa diventata regina raccontata dall'attore Francesco Montanari, la musica di Gabbani e della Nannini, lo show del tenore dall'Arena di Verona. Sono convinto che grazie all'organizzazione straordinaria che è stata messa in campo dalla Fondazione Cortina 2021 sarà comunque un mondiale indimenticabile e darà una grande immagine al mondo del nostro territorio. Saranno gare a porte chiuse, come è noto, ma a Cortina si cerca di fare di tutto per superare l'assenza di pubblico e la mancanza degli eventi collaterali. Rigorose le procedure anti-Covid, 4 i centri predisposti in paese per i tamponi rapidi che debbono essere ripetuti con cadenza quotidiana.